Musumeci si sbilancia, chiederemo zona gialla e ristoranti aperti a San Valentino. Il presidente della regione abbandona la prudenza dei giorni scorsi e spinge per un cambio di colore. Erano fissate per il 28 e 29 marzo, ma l'ARS passa un emendamento con il parere contrario del governo. L'imprenditore presidente della sede CNA Agrigento resta alla guida del consorzio turistico Valle dei Templi, nomina all'unanimità per Emanuele Farrugia. L'associazione che si occupa di politiche abitative incontra il sindaco di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Che colore siamo? Musumeci e il fuoco amico nel centrodestra sfida politica sulla zona gialla. C'è il servizio. Appena ieri mercoledì in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans aveva tirato il freno a mano. Per cambiare colore dovremmo avere metà dei contagi, diceva Nello Musumeci. Oggi dà un po' di gas affermando: chiederemo al governo di aprire ristoranti e pub anche la sera per il fine settimana di San Valentino. Adesso, secondo il governatore, i dati sul contagio lasciano ben sperare per la Sicilia, che dovrebbe passare in zona gialla. I dati sono confortanti, dice, diminuisce il numero dei ricoveri e dei contagiati. E, anche se ancora non è ufficiale, l'indice RT è intorno allo 0,6, ha aggiunto, ho buoni motivi per pensare alla zona gialla, ma anche a un'autorizzazione per aprire locali per la festa di San Valentino, in cui tantissime coppie trascorrono pranzo e cena in un locale pubblico. Sarebbe la possibilità per dare una boccata d'ossigeno dopo settimane di tragico immobilismo. Domani pomeriggio possiamo ufficializzare la nostra posizione. E questo cambio di veduta potrebbe essere arrivato dopo aver incassato diversi dissensi proprio dagli alleati. Ad esempio, la Lega aveva esclamato «moriremo di attesa» e Fratelli d'Italia chiede un allentamento delle misure anticontagio. Altra dissonanza da parte di Musumeci è aver elogiato un ministro che si trova sul punto opposto dell'asse politico, il titolare della salute Roberto Speranza. Musumeci ha anche detto di augurarsi una conferma del ministro della salute, con il quale negli ultimi mesi la giunta siciliana però ha spesso incrociato le spade. Il confronto interno, la dialettica, la solidarietà rappresentano elementi fondamentali per un gruppo politico che cresce e si rafforza sempre di più. Lo sostiene il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, che è quasi alla fine del suo mandato. Tranne brutte novità sul fronte pandemia, il comune marinaro è chiamato a ridosso della stagione estiva alle urne. A fugare ogni dubbio in vista della prossima tornata elettorale, continua il primo cittadino, facciamo presente che il Movimento 5 Stelle di Porto Empedocle è più coeso che mai e continua a lavorare sul territorio per coinvolgere tutte le forze della società civile e politica che abbiano come unico interesse il bene e lo sviluppo del nostro amato Paese. Stabilito il rinvio del voto per le ex province in Sicilia, già fissato per il 28 e 29 marzo, l'Aula approva un emendamento con il parere contrario del governo. Vediamo. Slitta ancora il rinnovo delle ex province, come avviene ormai da molti anni, affidando l'amministrazione ordinaria ai commissari nominati dalla Regione. È stato approvato nella serata di ieri all'Assemblea regionale siciliana un emendamento del deputato Nello Di Pasquale del Partito Democratico, con il quale vengono rinviate le elezioni di secondo livello per i liberi consorzi dei comuni, previste in un primo momento a fine marzo. È da 7 anni che le elezioni pur di secondo livello vengono rinviate per i motivi più svariati. Ieri sera l'ennesimo stop al voto previsto per il 28 e 29 marzo di quest'anno. Il governo, contrario al rinvio, è stato battuto in aula col voto segreto, 38 favorevoli e 16 contrari all'emendamento del deputato Di Pasquale, votato dall'Assemblea siciliana e che ha rimandato le elezioni. Contro il rinvio ha votato Forza Italia, ma tanti sono stati franchi tiratori nella maggioranza che sostiene il governo Musumeci. Verosimilmente avrebbero votato contro l'emendamento i deputati di maggioranza della provincia di Ragusa. L'imprenditore agrigentino Emanuele Farrugia è stato riconfermato alla presidenza del consorzio turistico Valle dei Templi. La nomina all'unanimità è stata sancita nel corso dell'assemblea dei soci che si è svolta su piattaforma telematica. Farrugia è organizzatore di eventi, presidente della sede della CNA di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Emanuele Farrugia, riconfermato presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi in un momento in cui il turismo purtroppo langue per via del Covid-19, ma c'è tanta fiducia e tanta speranza in una attiva ripresa. Ieri abbiamo svolto l'assemblea online naturalmente per i problemi del Covid, ci siamo riuniti, abbiamo eletto le cariche sociali, abbiamo rivisto un po' quali sono i nostri obiettivi, c'è una bella compagine, siamo 36 aziende, 10 alberghi, 10 ristoranti, 5 tour operator, guide turistiche, operatori del mondo della filiera turistica, quindi trasporti anche, fanno parte anche la strada del vino, la farm di Favara, insomma una bella compagine. Siamo pronti a partire, a dare il nostro contributo alla città, ma non solo alla città ma anche al territorio, per stimolare questa terra a programmare il dopo Covid e speriamo di stare tutti insieme per offrire un prodotto valido del nostro territorio. Parliamo anche del tavolo che si è creato al Comune cui voi fate parte, mi riferisco alla Consulta, anche lei è stato abbastanza positivo come iniziativa, lei darà ovviamente il suo contributo come Consorzio Turistico Valle dei Templi. Ecco, cosa si potrà fare anche in questo campo con questa collaborazione? Ma è un momento importante, si stanno creando i tavoli di concertazione settore per settore, per cui tutti gli operatori del settore sono invitati a partecipare a questi tavoli che l'assessore Picarella sta mettendo in campo. Anzi, ringraziamo l'amministrazione comunale di Agrigento per avere finalmente un assessorato al turismo. Questa è stata una nostra battaglia che da anni conducevamo, una città a vocazione turistica che non aveva l'assessorato al turismo. Finalmente c'è un punto di riferimento, noi gli stiamo accanto, staremo accanto a questa amministrazione e a tutti coloro che in qualche maniera hanno a cuore le sorti delle imprese turistiche che si occupano di turismo. Voglio sottolineare che noi siamo imprese, la nostra è un consorzio di imprese, non siamo un'associazione di categoria, per cui il nostro obiettivo è quello di far crescere economicamente le nostre aziende. Staremo vicino alle aziende, ma vogliamo anche che l'amministrazione abbia un occhio particolare verso queste aziende che con il Covid purtroppo stanno attraversando un bruttissimo periodo e che sono sicuramente tra le aziende che hanno bisogno di più in questo momento. Dal nuovo governo velocemente si ci aspetta cosa magari come categoria? Ma finalmente ci dovrebbe essere qualcuno che si occupa di economia, di sviluppo, questo è quello che noi vogliamo. Noi, tra l'altro tra di noi ci sono tantissimi rappresentanti di associazioni di categoria che ieri si sono incontrati con il nuovo Presidente del Consiglio. Ci auguriamo che ci sia una mentalità finalmente di sviluppo e quindi non solo di tasse, solo di tassamenti che le aziende purtroppo sono state costrette a subire, ma che da oggi in poi si guardi al futuro. C'è, come tutti stiamo notando in televisione, una novità, la differenza con il piano Marshall è che finalmente ci sono dei soldi anche da spendere. Io avevo fatto un comunicato stampa proprio in questo senso: ma perché Agrigento non deve chiedere i fondi del recovery plan? Mettiamoci attorno a un tavolo, chiediamo quello che abbiamo di bisogno, quindi che il Palazzo dei Congressi parta, che ci sia finalmente la chiusura dell'anello autostradale da Siracusa a Castelvetrano. Perché non chiedere? Perché non chiedere le strutture? Sediamoci attorno al tavolo. Purtroppo c'è tanto silenzio, in tutta Italia si parla di recovery plan, qui non se ne parla. Noi siamo pronti e disponibili anche a progettare, a stare accanto ai progettisti per portare avanti delle idee nuove e per indubbiamente puntare allo sviluppo di questo territorio dove abbiamo deciso di restare. Noi siamo le aziende che hanno deciso di restare. Io purtroppo ho 2 figli all'estero e non ce l'hanno fatta loro, non hanno resistito alla possibilità di rimanere qui. Noi invece abbiamo deciso di restare qui, vogliamo investire qui, vogliamo crescere qui e quindi chiediamo anche alle forze, alle istituzioni di starci accanto e noi sicuramente staremo accanto alle istituzioni per un futuro migliore.
Le regioni Calabria e Sicilia presentano un documento congiunto per chiedere al nuovo governo di riavviare il progetto per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. C'è il servizio. Un documento congiunto per chiedere al nuovo governo di riavviare il progetto per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina è quanto hanno deciso i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria nel corso di una riunione organizzata in videoconferenza da Lettera 150, l'associazione di professori universitari che sta elaborando proposte per il superamento dell'emergenza legata alla pandemia del coronavirus e per la ripartenza del paese. Con il governatore della Calabria, dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, abbiamo concordato di predisporre un documento comune col quale riproporre al nuovo governo tra le infrastrutture prioritarie il collegamento stabile nello Stretto di Messina. Abbiamo bisogno di sapere, aggiunge il governatore siciliano, se il presidente Draghi condivide l'esigenza di completare il corridoio transeuropeo includendo questa infrastruttura essenziale. Un'iniziativa positiva, commenta Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, che va nella direzione auspicata dal nostro partito. Una grande opera come il ponte, continua Siracusano, rilancerebbe il Sud e creerebbe sviluppo, occupazione, crescita, turismo e opportunità. Non possiamo perdere questa storica occasione, non ci siano veti, conclude la deputata, per un'infrastruttura strategica per l'intero paese. Il presidente Draghi saprà trovare sintesi ed equilibrio. Per il ponte sullo Stretto, evidenzia Pino Galluzzo, presidente dell'intergruppo all'ARS Continuità Territoriale, Ponte e Infrastrutture, basta solo la volontà politica, già è tutto pronto da anni. Il nascente governo Draghi, continua Galluzzo, può superare le barriere ideologiche accogliendo la proposta congiunta del presidente della regione siciliana e del suo omologo calabrese. Bene hanno fatto, conclude il deputato regionale di Diventerà Bellissima, i presidenti delle due regioni a ricordare che il ponte sullo Stretto di Messina è l'unica opera in grado di rilanciare il Sud in chiave europea. Una grossa buca si è aperta nei giorni scorsi sulla strada provinciale 39 di Larderia a Messina, sul sovrapasso che sovrasta l'autostrada. La buca si è formata in una corsia della carreggiata, che adesso è stata transennata. Tra chi giornalmente percorre l'arteria c'è preoccupazione perché si teme la possibile chiusura della strada, che provocherebbe numerosi disagi ai residenti e alle attività economiche presenti. Il sovrapasso autostradale risulta al momento limitato al transito veicolare con un senso unico alternato, ma la buca, formatasi lo scorso 5 febbraio, rischia di creare un danno economico alle aziende della zona già duramente colpite dalla pandemia. Non esiste infatti al momento una strada alternativa per raggiungere le tante attività presenti in questa zona della città dello Stretto. Ci sono tante attività commerciali già. Basta il Covid quello che ha scatenato con le chiusure delle attività. La gente deve portare il pane a casa, però è giusto che porti pure la vita a casa. Mi auguro che non lo chiudono, ma se dovrebbero chiudere il ponte, prima le strade alternative e i mezzi di soccorso, in particolare le strade che ora vi farò vedere, che potevano essere già accessibili se ognuno faceva il proprio dovere e il proprio lavoro negli anni. È da anni che cerco pure negli ultimi 2 anni e mezzo, ma rimasta ad oggi lettera morta, comprese le verifiche statiche che finalmente ieri hanno fatto qua in questo ponte, come avete notato vicino alle crepe. C'è un'altra crepa pure sulla struttura qua. Non è allarmismo ma è prevenzione, quello che ho chiesto sempre, perché la vita di un essere umano va al di sopra di tutte le altre cose, passano pure gli autobus di qua. Cioè, vediamo un attimino, risolvete il problema, però per le prossime volte quando vi arriva qualche comunicato o qualche richiesta dal quartiere, rispondeteci, che almeno sappiamo com'è la staticità dei ponti. Oggi è questo, prima c'è stato quello Morandi, mi auguro domani non altri, perché la prevenzione è tutela dell'incolumità pubblica. La strada del torrente, se è asfaltata e sistemata, perché dice che non si può passare, ma se deve fare la via di fuga, i mezzi di soccorso tipo l'arteria superiore, l'arteria inferiore, devono essere soccorsi e nello stesso tempo, nello stesso contesto i mezzi debbono accedere, che hanno l'attività, cioè in caso di lavori o di chiusura facciamo i scongiuri e devono garantire la strada a questi signori. In più
di Vico Pennisi, perché conoscete voi qua la storia pure di Vico Pennisi, e in più c'è l'altra alternativa che potrebbe essere quella dell'Onde, dove c'è qua l'autogrill direttamente. Chi passa dall'autostrada può direttamente là imbratellarsi, perché poi la strada qua, quando sarà con la nascita del centro commerciale, la dovrebbero fare. Però per quello che c'è esistente, con l'asfalto e con l'illuminazione, che ci sono pali in cemento che sono a rischio schianto, però l'ho segnalate tante volte, però si schiantano a terra, dopo vengono e li prendono, con l'augurio che non si schiantano su qualche macchina o qualche persona che cammina a piedi. Si è svolta ieri da remoto l'Assemblea regionale di ALI, Autonomie Locali Italiane Sicilia, associazione di enti locali da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali. Ad ALI aderiscono circa 2500 tra comuni, province, regioni e comunità montane. Il presidente di ALI Sicilia e il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. Vediamo. Da remoto l'Assemblea regionale di ALI, Autonomie Locali Siciliane, un'associazione di sindaci, di amministratori locali da sempre impegnata per lo sviluppo istituzionale, economico e sociale degli enti locali. È stato un momento di confronto molto serrato, molto qualificante, che ha visto la partecipazione di tanti sindaci siciliani che stanno rilanciando la struttura di ALI Autonomie Locali, oggi capeggiata in maniera autorevole dal presidente nazionale, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. È stato un momento di confronto molto importante su tematiche che riguardano la riforma degli enti locali in Sicilia, che proprio in questi giorni è all'attenzione dell'Assemblea regionale siciliana. È stato un momento di confronto su tematiche importanti che vedono i comuni coinvolti. Cito il fondo di crediti di dubbia esigibilità, i piani del fabbisogno del personale. Oggi i comuni sono in forte difficoltà per quanto riguarda la presenza di personale, di professionisti che possono portare avanti le istanze che provengono dai cittadini. A questo si aggiungono tematiche storiche che i comuni stanno subendo. Cito su tutti la mancanza di impiantistica pubblica nel settore dei rifiuti e altre tematiche che riguardano da vicino i comuni. Allora ALI si è organizzata in aree tematiche importanti, si è strutturata con la presenza di autorevoli amministratori, tematiche che saranno portate avanti dall'ex sindaco di Misilmeri Rosalia Stadarelli, dall'ex sindaco di Aliminusa Filippo Dolce, dal consigliere comunale di Agira nell'Ennese Luigi Manno. ALI si è strutturata anche con la presenza di 2 vicepresidenti regionali che avrò l'onore di averli accanto e mi affiancheranno in questo percorso importante per la vita degli enti locali. Avrò con me il sindaco di Salemi Mimmo Venuti e il sindaco di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi, così la Sicilia sarà rappresentata anche da un punto di vista geografico nella sua interezza. Il SUNIA, associazione che si occupa di politiche abitative, rappresentata da Floriana Blucculeri, ha chiesto un incontro al sindaco di Agrigento Franco Micciche finalizzato a mettere in campo politiche per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che non sono in grado di accedere alle locazioni di alloggi nel libero mercato. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto al comune di Agrigento, su richiesta del SUNIA, un incontro con il sindaco della città, dottore Micciche, l'assessore alle politiche sociali Vullo e il vice sindaco Trupia, sulle politiche abitative nel territorio del comune di Agrigento. Erano presenti la segretaria provinciale del SUNIA, avvocato Floriana Blucculeri, il segretario confederale della CGIL, Franco Cancemi. Il confronto si è sviluppato soprattutto sulle problematiche inerenti alla gestione degli alloggi popolari, in particolare la loro gestione, la politica e il sociale. Il SUNIA e la CGIL hanno esplicitamente chiesto ai rappresentanti dell'amministrazione comunale l'avvio di un percorso condiviso con tutti gli attori del settore al fine di sopperire a nuovi disagi e bisogni abitativi che emergono nella città di Agrigento.
Pertanto per il Sunia è necessario mettere in campo politiche per la salvaguardia della coesione sociale, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Per la prima volta anche ad Agrigento, lo dico con soddisfazione, si inizia a parlare di politiche abitative. Abbiamo avuto un importante incontro come Sunia, CGIL e l'amministrazione comunale con il sindaco, il vice sindaco, l'assessore ai servizi sociali. Che cosa abbiamo chiesto? È da tanto tempo che ad Agrigento non si fanno bandi di alloggi popolari, non c'è una graduatoria, in realtà è tutto fermo e quindi noi abbiamo chiesto con forza che la situazione si smuova, perché molte persone vengono nei nostri uffici appunto al Sunia per chiedere di avere un alloggio popolare, in quanto non riescono a pagare gli affitti, perché non sono in grado di poter, come dire, appunto mantenere una casa con il loro reddito. Un alloggio popolare garantirebbe loro di avere un tetto su cui vivere. Ecco perché diciamo il nostro obiettivo è quello di per la prima volta anche ad Agrigento di creare una situazione che possa dare delle importanti appunto risposte. Una vertenza nazionale, quella che state portando avanti nella speranza che magari il nuovo governo possa accettare le vostre richieste, è relativamente alla proroga degli sfratti, una lotta in cui il Sunia crede fortemente. Sì. Allora, la crisi economica diciamo che è visibile a tutti e la pandemia lo ha fortemente aggravata. Infatti il governo scorso ha emesso un'importante misura che è appunto il blocco degli sfratti, riconfermato poi nel decreto milleproroghe fino al giugno 2021. Noi come Sunia temiamo, perché è questa diciamo la sensazione che abbiamo, che questa importante misura non venga più riconfermata. Questo che cosa può causare? Può causare un vero e proprio effetto tsunami, cioè molte di queste famiglie che oggi purtroppo non sono in grado di pagare gli affitti a causa degli sfratti non avranno più una casa dove vivere, un tetto dove vivere. Questo è molto grave perché ad Agrigento sono circa un centinaio ed è molto grave perché non c'è la previsione di misure alternative, quindi si potrebbe verificare che loro escono da una casa e vanno a finire in mezzo ad una strada. Quindi ecco perché come Sunia sia a livello territoriale lo chiediamo con forza e ci rivolgiamo a tutte le istituzioni, ma anche il Sunia CGIL nazionale sarà martedì prossimo a Roma, di fronte al Palazzo di Montecitorio, per avviare questa forte protesta. È importante come dire, dare un appoggio a queste famiglie, perché realmente devono decidere o pagare gli affitti oppure dare da mangiare alle proprie famiglie. Quindi noi siamo con loro e chiediamo alle istituzioni che ci appoggino e che confermano questa importante misura. No agli sfratti e sì al blocco degli sfratti. Si chiude il primo step giudiziario, parliamo dello stralcio ordinario di una vicenda che ha scosso non poco la provincia di Agrigento. La terribile storia riguarda gli abusi sessuali ai danni di una ragazzina di appena 14 anni avvenuti tra le campagne di Menfi e Gibellina. La ragazzina è stata già allontanata da casa della madre nel 2017 quando sono cominciate le indagini. Secondo la Procura della Repubblica di Palermo, la madre per gli incontri chiedeva ai clienti, secondo la prestazione, dai 30 ai 200 euro. Nell'udienza preliminare la ragazzina ha in pratica confermato le accuse parlando per 7 ore. I giudici del collegio del Tribunale di Sciacca, presieduto da Renato Zichitella, con all'atere Francesca Cerrone e Paolo Gabriele Bono, hanno disposto 8 anni e 6 mesi di reclusione per Pietro Civello, 63enne di Gibellina, e 5 anni e 6 mesi per Vito Sansone, 46enne di Menfi. Entrambi sono accusati di violenza sessuale su una minorenne. Nello stralcio abbreviato invece sono coinvolti Calogero Friscia, 28enne di Menfi, Vito Campo, 72enne di Menfi, e la madre della ragazzina, le cui generalità vengono omesse. Trattativa Stato-Mafia. L'associazione Vittime di Mafia chiede il trasferimento del processo a Caltanissetta. C'è il servizio.
Quanto emerso nel corso del processo per la cosiddetta trattativa Stato-mafia riguardo le dichiarazioni rese al CSM il 30 luglio del 92 da Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone, in merito a quanto le avrebbe detto Paolo Borsellino dopo la morte del fratello, pone interrogativi in merito alla competenza o quantomeno l'opportunità che sia la Procura di Palermo a gestire processualmente la vicenda che riguarda i verbali delle audizioni dei magistrati dell'allora Procura. Ad affermarlo è Giuseppe Ciminnesi, coordinatore nazionale dei familiari delle vittime di mafia dell'Associazione Cittadini contro le mafie e la corruzione. Si tratta di verbali di recente acquisiti dal procuratore generale Roberto Scarpinato, dopo che alcuni di questi verbali erano stati già depositati dagli avvocati Basilio Miglio e Francesco Romito, difensori legali degli ex Ros Mario Moro e Giuseppe De Donno. Anna Falcone in particolare ha reso dichiarazioni in merito a quanto appreso dal fratello Giovanni prima che questi venisse ucciso, relativamente ai problemi che il giudice aveva con l'allora procuratore Gianmanco, tanto da essere costretto a lasciare la procura. In particolare, prosegue ancora Ciminnisi, al CSM narrò un episodio raccontatole dal fratello lo stesso giorno che aveva lasciato la procura di Palermo dopo una scenata rivolta a Gianmanco dinanzi a tutti i sostituti. Di questo episodio ne aveva narrato a Paolo Borsellino, il quale aveva suggerito a lei e alla sorella di avere calma ed aspettare il momento opportuno per parlarne, poiché era molto vicino a scoprire delle cose tremende. Le cose tremende che stava per scoprire Borsellino erano relative ad aspetti che riguardavano l'allora procuratore di Palermo. Considerata questa ipotesi e considerata la possibilità che magistrati dell'allora procura possano essere sentiti come teste, mi trova a chiedere se non si ritenga opportuno, se non doveroso, trasferire gli atti a Caltanissetta in quanto sede competente per indagini che possono riguardare i magistrati di Palermo, peraltro in considerazione del fatto che la cosiddetta trattativa Stato-mafia, a parere dei magistrati di Palermo che se ne occupano, avrebbe accelerato l'uccisione del giudice Borsellino. Mi chiedo anche come mai, avendola collegata in qualche modo alla strage di Via D'Amelio, gli atti non siano stati trasmessi già a suo tempo a Caltanissetta, sede deputata a condurre le indagini. Una scelta oggi più che mai necessaria, conclude ancora Giuseppe Ciminnisi, a seguito delle motivazioni della sentenza di secondo grado del Borsellino Quater, che induce ad approfondire quali furono le cause che portarono alla strage di Via D'Amelio, individuando nell'indagine mafia appalti una delle importanti concause che indussero Cosa Nostra ad accelerare i tempi dell'uccisione del giudice, forse troppo vicino a scoprire delle cose tremende. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. La squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, ha arrestato 6 migranti, tutti originari della Tunisia, perché nonostante fossero gravati da decreto di respingimento facevano reingresso nel territorio nazionale lo scorso 4 febbraio dalla frontiera di Lampedusa, prima del decorso dei 3 anni dalla data di effettivo allontanamento. La squadra mobile, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, dopo le formalità di rito, sottoponeva i predetti alla misura degli arresti domiciliari nell'hotspot di Lampedusa. No alle telecamere a bordo. Il Parlamento europeo si schiera contro la proposta che prevede di rendere obbligatorio l'uso di telecamere o altre apparecchiature di monitoraggio sulle imbarcazioni, in modo da controllare il rispetto delle norme comunitarie a difesa dei mari. Vediamo. La proposta della Commissione sul nuovo regolamento controlli per la pesca, prevedere di rendere obbligatorio l'uso delle telecamere o altre apparecchiature di monitoraggio al fine di controllare il rispetto delle norme comunitarie a difesa dei mari, i deputati si sono espressi favorevolmente per un regolamento che preveda l'obbligo temporaneo di tali attrezzature solo per le navi che hanno già commesso 2 o più infrazioni, oppure di proporre incentivi in caso di adesione volontaria all'idea. Inoltre gli europarlamentari spingono per disposizioni per garantire la protezione della vita privata
controllata dei dati personali. La posizione della Commissione è che per aumentare la sicurezza in mare c'è la necessità della presenza di un dispositivo di geolocalizzazione in tutte le imbarcazioni, aggiungendo che gli operatori potrebbero beneficiare degli aiuti del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per implementare la tecnologia. Secondo la risoluzione adottata, anche l'uso di giornali di bordo elettronici per registrare le attività di pesca dovrebbe essere obbligatorio per tutte le navi, ma per quelle di lunghezza inferiore a 12 metri prevede un modulo semplificato da presentare entro la fine della giornata di pesca, anziché dopo ogni operazione. Secondo l'Aula bisogna potenziare il monitoraggio della tracciabilità di tutti i prodotti della pesca o dell'acquacoltura, sia di origine europea sia importati. Cosa importantissima è il riferimento ai paesi terzi. La stessa dovrebbe poter introdurre misure di salvaguardia quali una sospensione temporanea delle tariffe preferenziali ogni qualvolta rilevi attività illegali. Le reazioni hanno visto posizioni in parte positive perché si tenta di dare un sistema stabile, ma dall'altro si mette in evidenza che le lobby sono riuscite a ottenere alcune deroghe per la pesatura e documenti di trasporto che sono potenzialmente pericolosi, sia perché aprono lo spazio a eventuali frodi, sia perché rischiano di premiare i grandi pescherecci e i disonesti a scapito della piccola pesca artigianale. Un no netto arriva dal gruppo della Lega in commissione, che affermano è un'eurofollia che colpisce i nostri pescatori e che abbiamo sempre combattuto. La Lega non può condividere questo provvedimento sbagliato e carico di criticità. Prevedere telecamere su base volontaria, con l'incentivo quote rappresenta di fatto un ricatto che andrebbe a discriminare e penalizzare la nostra pesca. I regolamenti europei dovrebbero tutelare tutti, non creare disparità nel mercato. È illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro se la causa non è imputabile al dipendente. Fa ricorso e lo vince. Vediamo. Una triste vicenda ha visto coinvolto una dipendente del MIUR del comprensorio Nebroideo, affetta da una grave patologia e che si è vista recapitare un provvedimento di licenziamento con preavviso e contestuale addebito erariale, a conclusione di un procedimento disciplinare al quale non aveva potuto partecipare a causa delle critiche condizioni di salute e dello stato di solitudine in cui versava. La donna ha impugnato il provvedimento sanzionatorio che avrebbe compromesso irrimediabilmente la propria carriera lavorativa e facendo leva sulla contingente situazione di incapacità naturale manifestatasi nella fase acuta della malattia, ha eccepito l'illegittimità del licenziamento. Si è trattato di un caso carico di grande umanità. In effetti la nostra assistita si è trovata in un momento di grave difficoltà dovuta ad una particolare e pesante malattia che ha dovuto affrontare in totale solitudine. Come se non bastasse, però si è trovata anche la sorpresa dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera, è consistita proprio nel ricevere la notifica di un provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso. Chiaramente la signora si è presentata qui allo studio veramente molto preoccupata. Abbiamo con il cuore in mano ci ha presentato il suo caso e con le lacrime agli occhi non potrò mai dimenticare il momento in cui mi ha detto: avvocato, io ripongo in lei tutta la mia fiducia e le affido la mia vita. In effetti aveva ragione, perché essendo una persona totalmente sola, il lavoro per lei era l'unico motivo per poter continuare ad andare avanti e continuare ad affrontare la sua malattia, per cui con un grande senso di responsabilità e con grande passione abbiamo affrontato questo caso, cercando di portare davanti al giudice tutti quegli elementi utili per poter consentirgli di avere un quadro chiaro della situazione, per poter fare una valutazione obiettiva di quello che è stato l'operato della pubblica amministrazione in questo caso. Un provvedimento, quello della pubblica amministrazione, troppo frettoloso in questo caso, oppure rientra nei canoni giuridici? La pubblica amministrazione, diciamo che non ha agito in maniera frettolosa, perché ha avviato un procedimento disciplinare anche insomma, che ha previsto la possibilità di una doppia notifica per consentire alla nostra assistita di partecipare al provvedimento disciplinare, però non avendo ricevuto riscontro è andata avanti con il procedimento fino all'irrogazione della sanzione. Di fatto però si è trattato di un procedimento che
che il risultato è legittimo perché in quella fase, in quel periodo, la mia assistita era ricoverata e quindi non è riuscita a poter presenziare al procedimento e avere la tutela che le necessitava. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.